Cioè non devi avere un punto di riferimento, devi, secondo loro, costruire una cesura storica, devi tagliare la tua storia e dire no, quella è finita lì, tu sei un'altra cosa, tu non sei più quella stessa storia, sei un'altra cosa. E allora che cosa fanno loro? La storia è stata sconfitta, quindi... Sconfitta è negata. E tu nella tua scuola non devi conoscere la tua storia. No? Adesso, l'importanza rivoluzionaria di questa giornata, che cos'è? Appunto, è ricordare che questa storia esiste, che noi siamo gli stessi di allora e abbiamo gli stessi problemi di allora, ed è per questo che loro non vogliono che esistano, che si conosca la nostra storia, non vogliono che esistano le tombe dei nostri martiri, non vogliono che noi viviamo la nostra sardità, la nostra identità in una maniera continuativa. Loro ci vogliono persi nel passato a fare nuraghi in attesa che arrivassero i romani, poi spariti, poi una tale Leonora d'Arborea che non si sa cosa facesse, aveva fatto questa carta da lupo e basta, non è successo niente per 1000 anni, no? Tranne questa tizia che nessuno sa poi manco dove è finita. E poi all'improvviso, per fortuna, noi sempre soli, abbandonati e a non capirci a vicenda, perché si sa che i sardi fra di loro se parlano in sardo non si capiscono, e poi sono arrivati gli italiani e ci hanno salvato e finalmente abbiamo avuto realizzazione di noi stessi e abbiamo trovato il nostro posto nella storia. Ecco, recuperare la storia non è una cosa fine a se stessa, recuperare la nostra storia è una cosa politica, progettuale ed è all'interno di un risveglio nazionale, che deve essere culturale, come diceva giustamente Anthony, e aggiungo che deve essere, cosa su cui siamo tutti d'accordo, che deve essere organizzato in maniera dialettica, dove la visione storica non deve essere lasciata da parte, così come non deve essere lasciata da parte quella economica, quella sociale, ma anche quella abitativa, ma qualsiasi cosa vi salti in mente del vostro vivere sociale, devono essere messi tutti insieme in un grande progetto politico. Finalmente questo un giorno prenderà la luce. Grazie.